Parte la staffetta della legalità a Canicattì. Lo scopo è quello di piazzare nelle principali vie cittadine dei cartelloni per ricordare le vittime di mafia, per non dimenticare che ancora oggi si sta pagando un prezzo carissimo. Afferma il primo cittadino di Canicattì, Vincenzo Corbo. La staffetta partirà da Canicattì e arriverà a Favara. Antimafia non è solo uccisione di un giudice, ma anche il vivere civile. Presente a Canicattì anche Roberto Saetta, figlio del giudice Antonio, che ha affermato come sia importante il ricordo del loro sacrificio e che sono segno di affetto. Anche il vice sindaco di Favara, Antonio Liotta, si è soffermato sull'omicidio di Rosario Livatino, avvenuto anni fa in territorio di Favara. Sì, oggi ufficialmente parte la staffetta della legalità. Lo scopo è quello di narrare il nostro territorio. Agrigento nel 2025 sarà la capitale italiana della cultura, quindi chi verrà a visitare i nostri territori deve sapere che il nostro territorio ha pagato un prezzo carissimo. Ecco perché il nostro scopo è quello di piazzare nelle principali entrate cittadine dei cartelloni in ricordo di quelle che sono state le nostre vittime di mafia. Uno, per non dimenticare, due, per dire che stiamo continuando ancora tutt'oggi a pagare un prezzo carissimo. Per me è un momento bello e particolare, anche perché ho accolto positivamente anche questo momento della staffetta della legalità, partendo da Canicattì per arrivare a Favara, per cui dico un ringraziamento va all'amico mio anche Bennici, per cui dico veramente si è prodigato di farmi anche questo regalo, posso dire, perché la città merita di avere queste immagini che noi non dobbiamo mai dimenticare, perché hanno dato la vita anche facendo rispettare la legge. Per cui dico, oggi dare questo segnale, mettendo anche le immagini direttamente nei punti cardine della città, sarà un momento molto significativo, molto bello. Così dico, facciamo il ricordo, e non solo facciamo il ricordo, per non dimenticare quelle persone che hanno dato la vita per servire lo Stato. Ci fa molto piacere, abbiamo preso di buon grado l'iniziativa, perché antimafia non è solo l'uccisione di un giudice, l'uccisione di servitori dello Stato, ma è anche e soprattutto buon vivere civile. Quanti muoiono giornalmente in mano alla lobby mafiosa, tipo i ragazzi che si drogano, tipo i ragazzi che prendono le vie diverse da quelle che sono la legalità. Quindi con oggi noi vogliamo iniziare un percorso di legalità con l'amministrazione comunale di Canicattì e portare avanti quelli che sono momenti di sviluppo economico, sociale e soprattutto morale. Quanto è importante questa iniziativa per lei? Ma diciamo è importante nel senso che manifesta ancora un ricordo affettuoso da parte della città, da parte di anche associazioni che vogliono tenere vivo il ricordo di Antonino e Stefano Saetta e del giudice Livatino. Ricordo che a volte negli anni si è un po' appannato, soprattutto per quanto riguarda la figura di mio padre, e quindi a maggior ragione qualcosa che ricordi il loro sacrificio è cosa gradita e segno di affetto. Canicattì comunque negli anni ha sempre tenuto presente, soprattutto nel periodo della settimana della legalità, queste figure, le ha ricordate, e questo ovviamente mi fa piacere. Come familiare, come figlio del magistrato e fratello di Stefano, mi fa molto piacere. Ma abbiamo anche un legame forte in rapporto a quello che è successo al beato giudice Livatino, perché sapete che l'omicidio è avvenuto proprio in territorio di Favara, e questo è un fatto di estrema gravità che ci lega come motivazione a tutto il territorio e a Canicattì in maniera particolare. Quanto è importante appunto parlare della storia di Emanuele ai giovani? È importante perché io innanzitutto anche nella possibilità che è stato scritto un libro in riferimento alla storia di Emanuele, ho riportato l'immagine di Emanuele con il cane e la scimmia di per sé, quindi il messaggio dei giovani è proprio quello che era un ragazzo, peraltro quando è venuto meno aveva 29 anni, la sua fine peraltro non ci ha portato, che non c'è nulla che è rimasto perché il suo corpo è stato sciolto nell'acido, per esempio, quindi la pietra è l'unico riferimento suo, e quindi Emanuele, dico, per i giovani è l'esempio di un ragazzo che credeva ovviamente nei valori, nella giustizia, nella ricerca quindi che si è sacrificato, però al contempo, come accade nella vita, poi alla fine non è stato
non è stato adeguatamente ricordato, perché le nostre istituzioni sotto questo aspetto c'è una defiance del ricordo commemorativo, c'è una discriminazione, infatti un po' deve cambiare un punto di vista proprio di impostazione generale